salute va all'Emilia Romagna. Noi ovviamente non abbiamo accettato nessuna commissione e quindi per la prima volta nella storia una regione non avrà nessuna commissione, e lo abbiamo fatto non per fare i capricci ma perché comunque i principi di attribuzione delle commissioni non hanno tenuto conto del buon lavoro del Veneto. Ci rendiamo conto che il tema è un tema politico, però è altrettanto vero che questo trattamento non lo condividiamo. Abbiamo però posto una questione, che l'Emilia Romagna non può avere la presidenza di Agenas e la commissione, e i colleghi sono d'accordo con me. Quindi a chi potrebbe andare? Beh, diciamo che l'Emilia Romagna adesso non ce l'ha più. Grazie. In che senso? E della polemica che è venuta fuori appunto sulle auto blu in sanità, che sono quelle più utilizzate. Non so se ha seguito la trasmissione l'altra sera. A Ballarone sì, sulle auto blu che sono positivo per noi. Avete visto che per quanto riguarda noi, io fin dal primo giorno ho dato questa disposizione ai direttori generali, addirittura le ha anche vendute. Infatti per quello glielo chiedevo. Le ha anche vendute per comprare attrezzature sanitarie. Non ce le hanno gli assessori, per cui da noi il problema non c'è. Direi che dovrebbe essere adottata questa esperienza del Veneto nella sanità magari da qualche altra parte. Presidente, sia Renzi che Lorenzin sono andati a parlare del fondo sanitario per il 2016 e pare forse che ci sia una riduzione rispetto a quanto era previsto nella stabilità. Ma sì, ma si sta verificando tutto quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Il taglio di quest'anno che sono 2 miliardi 350, che pesa per la mia regione 230 milioni di euro. Il prossimo anno di fatto andrà a finire che perderemo ancora 3 miliardi di euro, perché questi sono i conti che si vincono. Allora, se c'è difficoltà è giusto affrontare il problema, però si inizia a affrontarlo da chi non è virtuoso. Chiediamo l'applicazione dei costi standard in maniera tale che se c'è un taglio da fare lo si fa partendo tagliando gli sprechi. Quanto sono lontani i costi standard? Ma questo governo non ha il coraggio di applicarli. I costi standard sono pronti da novembre 2011, lasciati dal governo di centrodestra. Questo governo addirittura ha avuto il coraggio di modificare la Costituzione a gennaio di quest'anno, introdurre i costi standard in Costituzione e scrivere che le regioni in statuto speciale non sono obbligate ad applicarli. Il risparmio applicando i costi standard a tutti i livelli nella pubblica amministrazione in Italia è di 30 miliardi di euro all'anno. Vuol dire che un terzo dell'interesse sul debito pubblico, un terzo del nostro interesse sul debito pubblico sono circa 90 miliardi. Lo potremmo avere dal tagliare sprechi in giro per la regione. Grazie.